Ciao ragazze e ragazzi, a C'è posta per te parliamo della storia di Lucia. Lucia ha tradito Orlando e per questo motivo si rivolge a Maria De Filippi. Lucia è una mamma, ha 18 anni e un bimbo di 3 anni. Il compagno l'ha lasciata proprio per questo suo tradimento. Lucia racconta di aver conosciuto Orlando quando lei aveva 15 anni e invece lui ne aveva 30. Hanno deciso di vivere insieme perché lei è rimasta incinta. Poi Lucia racconta ancora di aver baciato Ciro, il miglior amico di Orlando. Lei giustifica questo tradimento dicendo che è stato un errore dovuto alla sua giovane età. E in lacrime chiede il perdono a Orlando. Ma Orlando non crede alle sue parole perché Ciro gli ha confessato che invece sono stati a letto insieme e proprio nel suo letto. Lucia ribadisce di aver detto tutta la verità, ma lui sembra non voler cambiare idea. Ci sono altri atteggiamenti di Lucia che l'hanno portato a questo. Mentre lui badava al figlio, Lucia stava spesso con il telefono e anche per questo motivo dice che ormai la considera solo la madre di suo figlio e che non prova più niente per lei. Maria interviene cercando di far ragionare Orlando. Se vai con una quindicenne te lo puoi aspettare che debba ancora crescere. Ma a questo punto lui è sempre più deciso a chiudere la busta. E Lucia tira in ballo il nome di Rosalba, una sua amica. Lucia è sempre più convinta che sia stata proprio Rosalba a mettere zizzania tra di loro e a creare moltissime incomprensioni. E sempre secondo Lucia, Rosalba prova un interesse verso il suo compagno, quindi lei è responsabile della loro rottura. Ma lui nega tutto e non intende cambiare idea, non vuole riconciliarsi con Lucia e pertanto chiude la busta. Commentate pure questa storia. Io concludo qui, vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!